Auguri di buon Natale. Buon Natale a tutti. Auguri di buon Natale, ancora con la mostra dei presepi ad Ugnano, dove la natività viene rappresentata da diversi artigiani amatori del presepio. Qui per esempio è la fuga in Egitto. Qui ci sono i pastori che arrivano con un San Giuseppe più forse ottocentesco che di 2000 anni fa. Anche qui le greggi di pecore che arrivano, con i pastori che danno i doni. Questo è un paesaggio aspro in mezzo alle rocce. Questa sembra una casa di montagna, anche qui con un terreno difficile da gestire, da salire. Qui c'è la chiesa, che evidentemente non c'era al tempo di Gesù, visto che le chiese sono state costruite dai cristiani, ma appunto il presepio vuole rispecchiare, vedete qua dice Natività di Abbazia di Piona Colico, quindi qui è stata voluta ricostruire l'Abbazia di Piona. Chi di voi non l'ha mai vista consiglio di andare a vederla, bellissima, sul lago di Como a Colico. Questa è un'attività della Sacra Famiglia di Cinzello Balsamo, quindi anche qui vuol raffigurare la chiesa di questa comunità, dove viene accolto il bambinello. Qui invece siamo in una grotta con tradizionale ovile per gli animali. Questo è un altro delicato presepio. Questo è Sant'Eusebio di Cinisello Bassano, che qua ci sono molti presepisti di Cinisello, dei paesi dintorni, e quindi si immagina appunto che Gesù bambino viene fra noi, appunto nelle nostre comunità. Sant'Eusebio, che si dissemina Sant'Eusebio, che è l'emigrato distante chi è, nel confine con Cinisel, e chi che la Kurt in Sulera, cui Pulaster, cui Gain, la vegeta con Teishal, e il Forain sul l'altra Shura Cuscusà, gli attrezzi agricoli, e là sullo sfondo il bue e l'asinello con Gesù, Maria e Giuseppe. Anche questo carinissimo. Qui ci sono dei dettagli veramente interessanti, i mattoni, i vestiti dei pastori, il bambino piccino piccino, ecco, in braccio alla mamma. Questo si vede i panni stesi, per esempio, anche questo è altro particolare interessante, perché Galilea la bandiera era attaccata sui panni e qui sono praticamente Giuseppe e Maria che cercano posto e gli dicono non c'è alloggio per voi. Qui invece l'alloggio l'hanno trovato, e appunto è una mangiatoia con la sciura che la cava l'acqua del pus. Qui semplicemente sono ai piedi di un ulivo, simbolo di pace. È come se appunto, questo è molto bello, Gesù è la radice della pace. Questa natività, casa natale di Papa Giovanni XXIII, San Papa Giovanni. Chi è stato sotto il monte si ricorderà esattamente così, proprio bello, ricostruisce il cortile della casa natale, che guardando qua sarebbe alle spalle, e anche qui consiglio chi non ci sia mai stato di andare a vederlo. Anche qui un'attività con degli abiti sicuramente non dell'apparizione di 2000 anni fa, ma dei nostri tempi, nella neve, e con questo vi saluto un tutti. Ciao ciao, buon Natale!